in chiusura della giornata in campo, qua in Veneto, siamo arrivati nell'azienda agricola di Dossi Chiara, che è accompagnata anche dalla figlia, che sarà la futura agricoltrice dell'azienda, e quindi ho raggruppato tutte le varie società. Mi spiace che manca la Florimond Desprez perché ha avuto un impegno, e qui abbiamo usato abbiamo usato tutti i prodotti che qui vedete esposti. Abbiamo iniziato con l'Organ Top, dal punto di vista nutrizionale, abbiamo proseguito con il concime liquido Azo Super Trio TS, anche in questo caso inibito, ok? E dopodiché Pentac 5 Ala, anche in questo caso, come vedete anche l'omogeneità che ha dato a sto campo qui, ragazzi, è la fine del mondo. E i fungicidi che abbiamo usato sono quelli che abbiamo parlato ed espresso prima, di Syngenta, di Corteva. I diserbi e lo stesso riguardano sia Syngenta che Corteva, e quindi qui abbiamo tutti i gruppi rappresentati. L'Idea, il suo grano è un po' più avanti, che è Sonatine, che è un'altra bellissima varietà che l'abbiamo visto negli altri areali e li vedremo anche domani. Ecco, quindi io intanto volevo ringraziare Chiara Dossi per averci ospitato in questa bellissima azienda, e siamo in mezzo a un campo stupendo, come potete ben vedere. Questa è la varietà Pilier, inserita nella carta del mulino qualche cosa come 3 anni fa, ok? E che ha una posizione particolare, primo per la sua produttività e in più anche per la garanzia che dà da un punto di vista molitorio. P su L importante, W anche, e peso specifico nella media della sua classe. Ma quello che più interessa al sottoscritto, e ecco perché perdura nella mia scuderia, è la produttività che questo prodotto qua da qualche anno fa, e come potete vedere anche la sanità della pianta. A parte che, ripeto, l'azienda è molto attenta nei vari disciplinari consigliati, disciplinare Arnaldo Bovolenta, che molti di voi conoscete, penso e spero, mi auguro, ok? Vabbè, quindi io in chiusura innanzitutto volevo ringraziare tutti questi amici che hanno voluto essere presenti oggi negli areali veneti, e voglio comunicarvi che è la nostra rappresentante regionale Donni di Confagricoltura, ok? Prego. Sì, allora confermo che il protocollo che viene utilizzato, che utilizziamo tutti gli anni, quest'anno ha dato particolarmente soddisfazione al momento, insomma, poi alla raccolta speriamo che venga confermata, perché comunque il grano è stato seminato in condizioni abbastanza critiche, perché comunque, come sappiamo, è stato un autunno molto molto piovoso, i raccolti della soia sono stati tardivi, per cui terreni pestati, e quindi non avevamo, devo dire la verità, non eravamo molto fiduciosi, e fino a appena usciti dall'inverno l'investimento non dava molte soddisfazioni. E invece devo dire che il Pilier, devo dire, è un grano che evidentemente non tradisce le aspettative, e poi anche i trattamenti che successivamente fatti, sia le concimazioni che la difesa, danno sempre ottimi risultati. Ovviamente devo sempre dare merito della tempestività degli interventi al mio operatore, che non è presente, Mirko, però devo dire che la riuscita dipende anche da chi entra in campo e lavora, oltre da chi pensa, che sappiamo che è un buon Bovolenta. Colgo l'occasione per anche far presente che c'è sempre più bisogno di giovani in agricoltura. Devo fare anche la mia parte come rappresentante sindacale, e le donne in agricoltura possono fare molto bene. Grazie Presidente. Grazie a voi.